Com'è nata? Com'è stata concepita questa mostra? La mostra è nata come sfida. Ho finito 2 anni fa con Este in Fiore 2008 e quindi la sfida era ricominciare a Este. Con l'inizio di questa mostra, tra l'altro, ho avuto anche riconoscimento da parte del sindaco che non c'era stato la volta precedente, quando ho allestito appunto nel 2008 la piazza. Com'è stata strutturata la mostra? La mostra è un invito a prendere il tempo necessario per gustarsi le cose. Mi spiego meglio. Quando uno guarda un gioiello, deve provare delle emozioni. Per provare queste emozioni devi darti il tempo di ascoltarti e di provarle. L'esposizione e la disposizione sono state create con l'intenzione di mettere la gente a suo agio, portando il gioiello all'altezza della persona comoda, quindi seduta, e ponendo il gioiello di fianco alla poesia, perché un'emozione non è solo visiva, ma è anche bisogna andare a stimolare l'anima. Come nasce questa ispirazione dal mondo floreale? Il mondo floreale è la massima espressione della natura, all'unione fra la tecnica e l'emozione, per cui era inevitabile arrivare a sfidarsi con i fiori. Per me è stata una sfida arrivare a imitare, ad avvicinarmi più possibile con delle tecniche che sono comunque sterili, cercare di arrivare al fiore. Calla, rosa e orchidea sono secondo me le tre espressioni della donna. È stato per me una scelta obbligata quella di unire la donna e il fiore, perché il fiore rappresenta comunque le donne, gli uomini c'entra poco. Sono pezzi unici ed assolutamente irriproducibili? Sì. Questi qui sono pezzi unici perché appunto quando uno utilizza la tecnica di sbalzo e cesello lui stesso non è in grado di riprodurlo, perché l'emozione che prova quando lo crea cambia, di conseguenza non puoi riprovare la stessa emozione 2 volte nella vita. Questo qui tra l'altro, come anche la scelta degli altri pezzi, sono realizzate con degli spessori sottili a tal punto che li rende irriproducibili anche con altre tecniche. Sono pezzi creati e pensati per chi poi li indosserà? Quando creo queste cose mi immagino la persona che li dovrà portare. Normalmente lavoro vedendo fisicamente la persona o in foto o facendomi spiegare le caratteristiche di questa persona da chi mi commissiona il gioiello. Si chiama sbalzo quando noi lavoriamo una faccia della lastra. Quindi si parte da una lastra, gli si fa il disegno sopra, a quel punto si prendono i ceselli, si appoggia la lastra su pece o su piombo e lavorandola solo da un lato si ottiene lo sbalzo. Quando invece poi la giro e vado a rifinire le lavorazioni sull'altro lato diventa cesello. L'oro rosso dei petali della corona interna, l'oro giallo della corona esterna e una fusione che fosse di colore intermedio. E questo modo di chiudere i gioielli risale, parliamo dell'epoca vittoriana dei gioielli, quindi quando i gioielli venivano utilizzati non solo come pezzo da portare singolo, quindi c'era l'esigenza di usare un pezzo sia come in questo caso come collana o come spilla. Quindi la particolarità di questi è il pistillo. Il pistillo riproduce una lavorazione sempre, qui siamo su 700, quando avevamo due tipi di gioielli, avevamo quelli per i ricchi e quindi venivano montati i diamanti, taglio rosetta che c'erano all'epoca, però c'erano anche quelli che non potevano permettersi il diamante. Allora era stato messo a punto una serie di tecniche che facevano finta di avere il diamante e quindi queste sono una riproduzione, all'epoca lo facevano in argento, attualmente viene riprodotto in oro bianco. A chi è dedicata questa mostra? Questa è la mia prima mostra personale e l'ho dedicata a Brunelli Nino, che è stato il mio primo professore alle superiori e il mio primo maestro di oreficeria, e mi ha fatto capire che nel momento in cui tu hai un messaggio, tu hai qualcosa da dire, un'emozione, che utilizzi legno, che utilizzi ferro, puoi utilizzare oro, puoi utilizzare plastica, ceramica, qualunque cosa, l'importante è avere un messaggio e la voglia di trasmetterlo. E lui mi ha insegnato le tecniche dell'oreficeria. Ma questi gioielli così belli non rischiano di far sfigurare la donna che li porta? No, la donna non può sfigurare mai, mai.